Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del Marietto Veneziano. Come ogni giorno siamo qui per queste Sibille. Vi ricordo che se volete fare una domanda gratuita basta che attivate il nome e la data di nascita e poi una domanda piuttosto ricca di contenuti così che si possa, come si dice, capire e agganciare bene le Sibille a scie energetiche. Poi vi ricordo gli utenti Facebook, no, che per quelli di Face di iscrivervi a StreamYard perché sennò le domande purtroppo sono irricevibili. Vi ricordo anche come al solito che abbiamo due siti, due gruppi, il gruppo di casti sacerdotali e il gruppo di radionica, radiostesia, tarologia ed ermetismo da cui stiamo trasmettendo. Inoltre, come al solito, cari amici, vedete, vedo già un bellissimo saluto da un utente di Facebook, ecco, che saluta ma non è iscritto. Mi raccomando, iscrivetevi. Benissimo. Torniamo a noi. Vi ricordo anche che il Diagramma Maledetto Veneziano hanno un sito, il sito del capitano, dove ci sono più di 20 ebook radionici e radiostesici, dove ne hanno già scaricati 175.000, sono 20 ebook ricchissimi di circuiti e quadranti radiostesici gratuiti. 175.000 fatti da Marietto Veneziano dal 2015. Poi si è aggiunta la nostra Ildegarda e praticamente abbiamo regalato più di 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiostesici. Nel sito c'è sempre anche l'opzione di una sezione shop dove si può acquistare questo ciondolo magico dal costo di 150 euro più 10 euro di spedizione. In più ci si può anche programmare al costo di 20 euro ogni programmazione. Eventualmente proponiamo anche riti propiziatori, operativi sul benessere, la salute e quant'altro, per le ditte, le aziende, il lavoro, insomma tutto quello che uno desidera. Chiaramente sono riti fatti su misura, non chiedete su un prezzo prima di non aver fatto un consulto per valutare una soluzione. Bene, penso di aver detto tutto. Ricordatevi il sito dove ci sono queste possibilità di vedere nella sezione shop e adesso andiamo a vedere un po' le domandine. Un attimino che mettiamo il bannerino sopra. Bene. Adesso andiamo a vedere le domandine. Intanto vedo che ci sono Facebook user. Sì, ma vedi, se tu fossi iscritta, sono iscritta, ma non si vede il nome. Quindi devi per forza iscriverti, Francesca, capisci? Cioè, non so se sei la Francesca, però vedo che gli amici purtroppo, gli amici di Facebook che non sono iscritti. Allora, vediamo Maria Stella, vedete, questa è una amicizia del tubo che giustamente si è iscritta al tubo e loro non hanno un problema di iscriversi a StreamYard, ma voi, quelli di Facebook, è meglio che si iscrivano. Quindi lo ripeto, tutti gli utenti di Facebook devono iscriversi a StreamYard che è il link sopra in descrizione. È gratuito, non costa niente, se no non passa la domanda. Vediamo la nostra Maria del 58. Come andranno i miei problemi finanziari? Maria, puoi dirci se lavori, sei a casa, insomma, darci più informazioni, perché da così è una domanda troppo secca e non si riesce a capire se tu stai lavorando o meno. Bene. Allora, intanto vediamo un po' di rispondere a una domandina facile della nostra, vedete, Annalisa del Nobile è iscritta a StreamYard e quindi la domanda è ricevibile. Quindi tutti gli amici di Face che vogliono fare le domande si devono iscrivere come ha fatto Annalisa del Nobile. Vediamo se lo sblocca. E Maria Stella, mi raccomando, dai più informazioni se stai lavorando, se è in attività, se sei a casa e via dicendo. Vediamo.
per la nostra Annalisa Del Nobili. Ma sì, ti sbloccherà, magari non subito, vediamo un po', la nostra amicizia, Annalisa che ci segue da tanto tempo, è sempre in prima linea a farci le domandine. Guarda, c'è un po' di falsità, c'è qualcosina che non bolle bene in pentola, vedi questo qui? Vedo che lui c'è, però c'è qualcosina che lui c'è, perché il Re Signore è sempre un'amicizia importante del passato anche, che però vedo che, vedi, il gatto, la falsità, un po' ingannevole la cosa, Andiamo avanti. Ah sì, guarda, dai Annalisa, su. Non vedo temporaloni, vedo che nel passato appunto ci sono state delle cose dette o non dette, c'è stato sicuramente qualche buon contatto, però all'inizio è stata un po' turbolenta la cosa. E poi vedo che sei una ragazza forte. Nel presente vedo che stai lavorando per poter ricucire e il ritorno lo vedo. Mm. Poi vedo nel futuro che ci sarà sicuramente qualcosa di importante, un cambiamento, perché vedo che una persona un po' più grande, mh, o entra in scena anche un'altra persona. Comunque diciamo che il futuro, per questo contatto sullo sblocco, c'è. E infatti cosa si vede anche? Si vede anche che ci saranno sicuramente dei contatti importanti, però attenzione, che potrebbe chiudere ancora di nuovo la cosa, perché vedi che c'è il vedovo, però vedo ancora i Menio, quindi secondo me alla fine, non è per oggi, ma entro un anno sicuramente la situazione potrebbe incominciare ad alleggerirsi. Le Sibille parlano di un percorso facile, non è tormentato, e quindi con questa chiusura vedo che molto probabilmente ti ricontatterà e ti sbloccherà, o vi ricontatterete e vi sbloccherete. Certo nel passato non è stata facile, nel presente appunto si vedono una sfilza di carte positive con un ritorno, quindi devi portare pazienza, Annalisa, e molto probabilmente lo sblocco ci arriva, ma molto probabilmente fra un anno, entro un anno, scusa. Vediamo allora la prossima domandina della nostra Maria Stella, che giustamente sotto modifica ancora e scrive bene le cose. Allora, è una pensionata, è del 58, come andranno i miei problemi finanziari? Allora, i problemi finanziari della nostra Maria, come andranno? È pensionata, quindi vediamo sì bene, no male, Maria, c'è qualcosina da mettere a posto, C'è qualcosina da mettere a posto. Perché è andato sul no, che non è proprio un passaggio facile, Maria? Vediamo un po'. Allora, casa, sono una donna forte, vedi? E vedo che c'è un miglioramento, Quindi il taglio è molto buono, Maria, è un taglio importante che va verso una soluzione, ma vediamo un po' tutta la stesa. Vedo che hanno cercato di rubarti. Insomma Maria non è facile, mettiamo bene a favore di camera, ecco, vediamo un po', nel passato vedo che ci sono stati dei blocchi, qualcuno ha cercato anche di rubarti qualcosa di nascosto, ci sono state delle guerre in passato, non so con chi,
non so se era un'altra donna o tu sei questa donna in mezzo a una situazione veramente difficile, vedi? Blocchi, ladri, gente che ti lusinga per poterti in un certo senso derubare. Qui vedo un passato durissimo, Maria, veramente impegnativo. Nel presente vedo che tu stai sognando dei vecchi momenti in cui magari economicamente stavi molto meglio, ma vedo che c'è una donna giovane, un'azione giovane e una donna che ti attacca. Sembra quasi che una persona, una donna soprattutto, vedi, nell'ambito lavorativo o non so se hai un marito o qualcuno, però c'è nell'ambito lavorativo qualcosa che non funziona, anche se sei in pensione, o un libero professionista, potrebbe essere anche un libero professionista, e vedo che c'è un attacco di una persona femminile nel passato, cioè tu stai guardando il passato, i fasti, ma vedo che c'è una novità e vedo arrivare una donna che a livello economico non ti farà star bene. Però andiamo a vedere il futuro. Il futuro invece vedo che sei forte, vedo che c'è la possibilità di migliorare, però attenzione che ti saranno dette delle cose che non saranno interessanti, saranno false, delle bugie. E ci sarà qualcuno che cercherà di rimediare a questi problemi economici. E infatti vedo un ritorno e ti vedo felice. Quindi sembra che nel futuro prossimo ci sia delle soluzioni ai tuoi problemi economici con l'aiuto di una persona. Però stai attenta che nei prossimi tempi invece ti saranno dette o dati dei consigli falsi, perché tu sei una donna forte, però attenzione a non fare passi falsi. Poi entrerà in scena una persona che ti darà una mano in modo importante. Quindi vedo molto probabilmente un aiuto esterno. E infatti tu questo aiuto esterno lo guardi che viene da lontano, però attenzione che avrai dei momenti di scoraggiamento e alla fine ci sarà sicuramente qualcuno che nella tua cerchio di amicizie ti potrebbe dare o una dritta o una possibilità di aiuto, perché ti vedo che stai aspettando con cuore aperto, con speranza, un aiuto che viene da lontano. Però attenta che ti vedo un po' giù di morale. Quindi il lato economico molto probabilmente fra un po' dovrebbe migliorare perché si vede qua una linea del prossimo futuro in cui tu sei forte, attenta alle false promesse, arriverà una persona che ti aiuterà e un ritorno molto importante. Non so se qualcuno o ti deve dei soldi oppure ti dovrà dare qualcosa in cui tu nel passato stavi bene, infatti c'è allegrezza di cuore, vedi? Ci sono queste due sibille importanti che sono dalla tua parte, il ritorno di un benessere e allegrezza di cuore. E poi il finale, come ti ho detto, leggerezza, per vedere da lontano, ti arriveranno forse delle notizie che non sembrano buone, ma poi vedi c'è qualcuno che alla fine ti aiuterà. Quindi diciamo di sì, entro un anno i tuoi problemi finanziari dovrebbero adagio adagio avere un risvolto. Molto probabilmente ti aiuterà qualcuno del passato che conosci già oppure c'è qualcosa del ritorno che è a favore tuo. Quindi la situazione la vedo più positiva di adesso. Adesso è un po' così traballante. Vediamo ancora un'amicizia. Vediamo la nostra amica Nella. Nella il tuo nome, proprio ci ha detto gentilmente, puoi vedere se ci sarà un incontro con Raffaele, lui del 70 e tu del 74. Domanda Nella, perché dovresti essere un po' più preciso, siete single tutte e due, uno è sposato, uno no? Dovresti essere un po' più preciso nella definizione, perché sennò le sibille a un certo punto non riescono bene a concentrarsi non riescono bene a seguire la scena energetica. È una storia per? Vedo che è scritto una storia per e poi nella non vedo il proseguimento. Magari sta scrivendo. Ah, ecco, vedi? Così, ecco, la nostra Nella
giustamente dice io sono sposato, perché se mi esce poi la donna sposata e non si capisce se uno dei due è sposato, non si capisce il contesto della stesi. Allora vediamo questo Raffaele che non è sposato, allora vediamo se c'è, perché se no l'avresti scritto, perché se no vedete che le risposte, se non sono complete le domande, non... l'incontro sembra che ci sia con Raffaele, eh? Un incontro con Raf ci deve essere sicuro in futuro, eh? Vediamo un po'. Comunque tu sei sposata, Nella, bene, vediamo un po', questa Nella, che... Comunque se volete un consulto privato, sapete che costa 20 euro, 45 minuti e possiamo vedere la cosa con più calma. Comunque vediamo un po'. E lui è divorziato, bene Nella, vediamo un po'. Beh, c'è una comunicazione, ci sono dei messaggi, Vedo che c'è una comunicazione e dei messaggi, quindi la cosa sembra che abbia le gambe, come si dice. Si vede anche che lui è di buona volontà, è un tipo molto, come si dice, attivo, si vede. Adesso vediamo se è attivo nella giusta direzione. È un tipo un po' che... Guarda Nella, io vedo che sei un po' innamorata di questo tipo già visto, però... Allora, la situazione così, appunto, è una cosa un po' clandestina, vedi il segreto militare, però c'è anche in mezzo una giovane donna, non so se lei o tu hai figli, però c'è in mezzo una giovane donna e poi era un po' una cosa clandestina e sembra che qualcuno nel passato, sto Raffaele qua, sto signore qua, insomma, sia stato, abbia avuto una relazione con qualcuno che lui conosceva già nel passato. Questa linea è passato. Nel presente vedo che tu sei forte, lui però, vedi, è estremamente materialista. Questa è una carta pesante, vedi, lui è estremamente materialista e quindi lo vedo che ti osserva, ma un colpo di fortuna, forse anche un colpo di fortuna tuo, perché lui è un tipo che gli piace più prendere che dare, sto Raffaele. Tu però vedo che sei molto forte, speranzoso di incontrarlo. Lui è anche orgoglioso, attenta che lui è orgoglioso. Poi però sembra entrare in scena un colpo di fortuna. Tu vedo che sei molto propositiva a incontrarlo, ma stai molto attenta. Sicuramente lui si fa risentire, però stai molto attenta, perché qua ci sono due sibille pericolose che fanno vedere che è un narcisista. Quindi capisci che è una persona che effettivamente qui si vede l'entusiasmo fisico, sentimentale, però devi stare molto attenta perché non è una persona, come si suol dire, almeno i Sibille ci spiegano questo, non è una persona che cioè, guarda molto alle cose, alle apparenze. Due carte simili danno segno. Infatti, poi fra voi due nascerà di nuovo un sentimento, è anche bello, però poi nasceranno da parte tua, da parte sua, dei pensieri, dei ragionamenti, forse anche da parte tua. Quindi ci rifarà risentire, sì, ma andiamo a vedere un po' il finale. Ci sarà un incontro, sì. Allora, vedi, lettere, morte, tu malinconia. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui molto probabilmente a un certo punto comunicherete e bloccherà di nuovo la situazione, tu resterai estremamente malinconico, ma lo amerai sempre, cercherai sempre un incontro con lui. Quindi, in sintesi, sicuramente l'incontro ci sarà, sarà anche molto probabilmente un incontro interessante, avrete sicuramente dei bei scambi, starei bene in alcuni momenti, poi di nuovo ci sarà un blocco, perché vedi, queste carte fanno capire che la situazione non migliora, vedi, morte, che non vuol dire che qualcuno muore, ma vuol dire semplicemente che ci saranno dei cambiamenti. E poi ti vedo malinconica, però sempre forte e speranzosa. Quindi in sintesi sì, ci sarà sicuramente un incontro di nuovo, però
attenzione che non è certamente una persona dove investire i sentimenti, perché sembra molto tirchia di sentimenti, gli piace più prendere che dare. Bene cari amici. Come ho già detto, alle domande che vengono fatte già altre volte, sono state già fatte altre volte, no? Non rispondo più per il semplice fatto che le sibille se no si ubriacano e non servono a nulla. Quindi cari amici, io penso che per oggi ho detto tutto, vi ricordo questa sera, se non ho risposto a qualcuno, vi invito alle 21:15, sempre nella piattaforma con il De Garda, sia nel suo canale che nel mio canale e che nel nostro gruppo. Grazie cari amici di essere stati qui con noi e a domani con Marietto Veneziano, alla stessa ora.